Buongiorno a tutti, Fiorello Terzariol, tecnico di Condifesa di Treviso Vicenza Belluno. Sono qui per promuovere il 19° Forum Fitoiatrico in Viticoltura che si svolgerà nella mattinata del 27 di febbraio, giovedì 27 febbraio, partendo dalle ore 9:30 in diretta streaming sul canale YouTube di Condifesa TVB. Quest'anno sono iscritte ben 14 società produttrici di agrofarmaci, quindi sarà una cosuccia un po' lunga. Però quello che mi preme ricordare è che sono i tempi molto cronometrati tra una esposizione e l'altra, che sono al massimo di 10 minuti. Quello che è importante per me ricordare è che c'è la presenza del nuovo direttore del servizio fitosanitario, Paolo Frasson, della Regione Veneto, e la presenza ulteriore, già assodata anche questa, del dottor Sergio Carraro, che svilupperà quelle che sono le nuove linee tecniche della Regione del Veneto per il 2025 e sono quelle indicazioni che diventano obbligatorie per chi vuole la certificazione SQNP, cioè Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata. Cos'è che si evidenzierà in quell'occasione? Il fatto che conosceremo finalmente quali saranno le sostanze attive che andranno a sostituire il Metiram, che è stato revocato alla fine dello scorso anno, e quindi posso già aggiungere qualcosina, il Folpet, il Fluasinam e il Ditianon, addirittura arrivando a 12 interventi. Questo sarà fondamentale. Naturalmente aspettate un attimino che il tutto venga firmato dalla dirigenza regionale e quindi potrete trovare direttamente sul sito della Regione Veneto quando questo sarà naturalmente e diventerà ufficiale. Appuntamento quindi per la mattinata di giovedì 27 febbraio, ore 9:30, diretta streaming sul canale YouTube di Condifesa TVB. Vi aspetto tutti.